E anche oggi oggi che è lunedì, telefonando all'ambasciata rispondono solo messaggi registrati dove poi ti viene detto di lasciare un messaggio in segreteria per essere poi ricontattati e il contatto non avviene. Per chi è in Qatar tutto ciò non esiste, siamo stati completamente abbandonati. Quella di Nicola Cecchini, 39 anni, di Mogliano Veneto, è una delle tante storie di trevigiani bloccati in Medio Oriente, mentre il fronte delle ostilità si allarga a macchia d'olio in tutta la regione, da Teheran a Beirut. Cecchini stava rientrando da un viaggio con lui altre 5 persone provenienti da Spinea, Chirignago, Rovigo, Zelarino. Eravamo su un volo diretto a Venezia Marco Polo, quando è stata notificata al pilota l'attacco avvenuto proprio in quei momenti, quindi il nostro volo è rientrato. E una volta rientrato, vabbè, è iniziato il caos in aeroporto, abbiamo passato più o meno 30 ore dentro l'aeroporto. Se non fosse stato per la compagnia aerea, noi non avremmo avuto un alloggio, un posto in cui stare. Copione analogo anche per quei trevigiani che si trovano a Dubai, come Elena Maraga, nota come la sexy maestra, diventata star indiscussa dei social. Tutte le informazioni che sto avendo le sto ricavando parlando con le persone qui, ma, da parte dell'Italia purtroppo non sto avendo nessun supporto, ma forse anche perché in questo momento c'è tanto caos, quindi anche loro vanno male a gestire. Bloccata in albergo, Maraga ha vissuto momenti di vero panico, prima l'evacuazione da una piscina al 50° piano, poi l'allarme in piena notte e il rifugio nel bunker dell'hotel. Oggi sto bene, sono tranquilla perché comunque mi sento al sicuro qui. Tutto sommato è una città davvero sicura e sanno gestire molto bene queste emergenze e anche parlando con le persone ti tranquillizzi un po', no, però sabato sì, ho veramente temuto il peggio. Senti i bombardamenti, ti fanno evacuare, pensi ovviamente al peggio, pensi: "Adesso stanno bombardando l'edificio", insomma veramente me la sono vista molto brutta. Io ho mandato subito un messaggio a mia mamma, le ho detto: "Guarda che non lo so, qui la situazione si mette male e non lo so cosa succederà". Quindi sì, è stata proprio brutta. Sta tentando di mettersi in contatto con la Farnesina anche la castellana Anna Chiara Sarto, presidente della Onlus Protection for Kids. La giovane si trova in un albergo, è l'unica italiana della struttura dove peraltro è garantita soltanto la prima colazione. E quindi mi devo muovere per avere garantito un diritto di prima necessità, cioè quindi quello al cibo. Ho fatto presente questa situazione al consolato, anche all'agenzia di viaggi, alla quale mi sono appellata, insomma sto aspettando che mi venga dato un sostegno, perché la situazione non è delle più calme, delle più tranquille. Anche questa mattina quando sono scesa con l'aspettativa che la situazione si fosse anche solo un po' calmata rispetto ai giorni scorsi, ho visto proprio in atto un abbattimento di missile sopra il nostro albergo.